La produzione veneta, la produzione anche padovana di grossa eccellenza, il Made in Italy di grossa eccellenza, soprattutto per i paesi americani. Noi abbiamo il vino, abbiamo il formaggio, abbiamo l'asiago, il montasio e quindi prodotti di grande qualità. Attendiamo e valutiamo insieme con l'Europa ovviamente le contromisure che eventualmente si devono adottare. I dazi sono comunque un elemento di negatività sia per quanto riguarda l'America e sia per quanto riguarda l'Europa. Oggi c'è la necessità di un libero scambio e soprattutto di valorizzare i nostri prodotti. Spaventano i dazi annunciati dal presidente USA Donald Trump. Per il comparto agricolo padovano le esportazioni nel 2024 hanno sfiorato il valore complessivo di 1 miliardo di euro, registrando l'aumento del 7% rispetto all'anno prima. C'è una forte preoccupazione da parte soprattutto dei nostri produttori di vino e anche altri produttori su questi dazi possono essere un elemento di negatività del settore dell'agricoltura. Oggi vi è necessità sempre di più però di valorizzare i nostri prodotti. Noi non temiamo il libero scambio, il libero mercato perché i nostri prodotti sono prodotti di qualità e questo vuol dire che soprattutto anche la popolazione, i cittadini extra UE vanno alla ricerca di prodotti italiani perché è marchio di grande qualità e sobrietà del nostro prodotto e questa è una garanzia di tutto. Il Made in Italy è un elemento determinante per i nostri produttori, è un elemento determinante anche per la vendita e la sicurezza alimentare. L'associazione di categoria degli agricoltori avvisa l'Europa deve restare unita e presente nel discutere con l'America, mentre il governo italiano deve porre al centro la valorizzazione dei prodotti nazionali. Dobbiamo far sì che i nostri prodotti siano anche valorizzati nella maniera corretta e dobbiamo, nel momento in cui si fa il libero scambio con altri paesi europei e extraeuropei, dobbiamo far sì che questi abbiano le stesse regole di produzione per quanto riguarda i nostri prodotti italiani. I nostri prodotti sono super controllati.